Dire mai più è una provocazione. Il rischio zero in materia di sicurezza idraulica non esiste, ma si deve imparare dagli errori del passato per ridurre il più possibile l'indice di rischio. Non si può costruire dappertutto, perché l'idraulica segue le leggi della fisica, non le norme urbanistiche. In questo senso occorre maggior senso di responsabilità da parte di amministratori e tecnici. Sapete chi ha pronunciato queste frasi? Giampaolo Bottaccin. È il richiamo espresso dall'assessore regionale alla difesa del suolo a conclusione dei lavori del convegno Mai più verso un'idraulica responsabile, tenutosi nelle scorse ore nel Veneziano. Perché, se la pensa così, allora ha dato il via libera alla centrale di via Pusterla? Per la serie smentire con i fatti le proprie dichiarazioni. L'assessore parlava naturalmente in generale della situazione del Veneto, ma a Bassano sono state evidenziate delle specifiche criticità dal punto di vista della tenuta geologica, idraulica e statica della zona interessata dai lavori. Perché, parafrasando l'assessore, visto che occorre un maggior senso di responsabilità da parte degli amministratori, qui per la centrale non sono state prese in considerazione e approfondite? Italia Nostra e il professor Vitaliani dell'Università di Padova hanno presentato una lunga lista di problemi con il Brenta che storicamente ha invaso l'area di via Pusterla con le cosiddette piene di morbida. La domanda che ci facciamo quindi, cari assessori ed ex amministratori, è la seguente: ma l'accortezza e il senso di responsabilità vanno usati solo quando fa comodo?